grande evento sportivo, come dicevi, settimana veneta del ciclismo. Ormai è entrato nel idem sentire, nel parlare, nel discutere del mondo del ciclismo appunto questa settimana che è la finale della stagione e che permette ai grandi campioni che sono in forma di prendersi le ultime soddisfazioni, di prendere le ultime medaglie. Quindi grande spettacolo, grandi campioni, strade che vengono percorse con anche circuiti ripetuti più volte per fare spettacolo e per dare appunto anche un ritorno, chiamiamolo, di soddisfazione agli appassionati. E poi, come dicevi, anche la possibilità di far capire i luoghi straordinari in cui viviamo e la possibilità di goderseli, di utilizzarli, di vederli attraverso la bicicletta, che è una modalità slow ma che ti permette di fare anche molti chilometri, quindi un modo bello per far vedere il Veneto, far vedere le potenzialità che abbiamo e portare qui più turisti possibili. Sicuramente abbiamo due eventi solamente per professionisti, un evento per professionisti e cicloamatori e uno solamente per gli amatori per portarli a visitare quello che di bello abbiamo in Veneto. Quindi abbiamo raggruppato tutto questo in Ride Dreamland e anno dopo anno cresce, ci aspettiamo ancora più gente quest'anno, quindi venite tutti e non mancate. Il Giro del Veneto con partenza da Tombolo domani e arrivo a Vicenza sul santuario della Madonna di Monteberico, Cittadella Serenissima Gravel venerdì 13 con tutto quanto lo sterrato della Gravel. Al sabato si farà la Gran Fondo Veneto da Villa Cacornaro a Romano, quindi alle porte di Bassano del Grappa, con arrivo sempre in Villa Cacornaro, e domenica la Veneto Classic con partenza da Melli in provincia di Belluno e arrivo a Bassano dopo che abbiamo fatto tutte le colline tra Bassano e Marostica.